God Save the Wine, siamo all'Hard Rock Café, siamo sul palco del Rock Café, abbiamo i Doors in sottofondo, quindi insomma eravamo giovani anche noi ai tempi dei Doors, forse non c'era neanche, e andiamo a San Gimignano per capire qual è il vino più rock che c'è a San Gimignano. Alessandro Tofanari, uno degli interpreti della vernaccia più conosciuti, più genuini, più diretti, è la persona che ci può dare questa risposta. Beh, senti Andrea, secondo me il vino rock, come si dice, è il territorio che fa il vino rock. Siccome la vernaccia è un vino che si regge soprattutto sulla sapidità e sulla mineralità, vino che regge bene il pasto, che regge benissimo l'invecchiamento, per cui il vino, diciamo così, nella situazione più rocciosa e nella vinificazione più rocciosa, più tirata, anche rischiando, buttando il cuore di là dall'ostacolo, qualcuno direbbe, io direi questo vino qua che fa fermentazione in rosso, cioè con le bucce, quindi fermenta, fa una macerazione, una settimana, poi si toglie, finisce di fermentare in legno di secondo passaggio, fa la malolattica proprio per togliere l'aggressività, no? Per cercare registri diversi da quello che normalmente si cerca, e poi soprattutto tanto tempo in modo che venga fuori questa roccia. Effettivamente questo è un vino rock, nel senso è proprio roccioso, no? C'è anche questo fatto di togliere un po' d'acidità, però questo è un vino freschissimo, quindi vuol dire che questa freschezza se la va a cercare nella sapidità, nella roccia. E questo è veramente un vino che è paradossale, no? Uno cerca un vino bianco per la freschezza, qui la freschezza in teoria diminuisce ma in realtà aumenta perché emerge le rocce. Esatto, perché emerge il territorio, non a caso sto vino si chiama Murice dalle conchiglie che troviamo in questa vigna, troviamo le foglie fossili. Questo mare ancestrale che sommergeva la Toscana e arrivava a San Gimignano, che emerge proprio nel vigneto, trovate queste conchiglie, quindi insomma è anche un elemento poetico, come insomma tutte le grandi canzoni rock. Adesso chi ci abbiamo? I Boston, insomma sono tutte canzoni che un po' di melodia, un po' di poesia la tirano sempre fuori. La vernaccia è un vino per poeti. Ma sì, anche perché se uno non cercasse un po' la poesia non si mette secondo me a fare il vino, e soprattutto non si mette a cercare di tirarlo al massimo, tirare il territorio, cioè cercare di mettere il più possibile il territorio nella bottiglia, inteso anche, però se mi permetti, magari immodestamente, nel territorio ci mette anche il viticoltore, perché nella definizione terroir francese l'uomo è sempre presente, quindi non preoccuparti, sei dentro il territorio, sei dentro la roccia, sei rock, Alessandro. Magari, ti ringrazio. God Save the Wine.